Si volevano regalare un emozionante mezzogiorno domenicale sullo stretto di Messina, ma hanno dovuto chiamare i soccorsi per tornare con i piedi per terra. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 13, i vigili del fuoco del comando di Messina e la Polizia di Stato sono intervenuti in un'operazione congiunta per il soccorso di due giovani di nazionalità polacca che si erano arrampicati sulla struttura denominata Pilone di Torre Faro, uno dei tralicci più alti al mondo, raggiungendo un'altezza di circa 150 metri su 240 della sua altezza massima. L'operazione di salvataggio si è svolta in totale sicurezza grazie alla professionalità dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto i due giovani in quota, assistendoli costantemente durante la delicata fase di discesa, riportandoli a terra incolumi. Il tempestivo intervento e il coordinamento tra le forze dell'ordine e le squadre di soccorso tecnico urgente hanno permesso di evitare il peggio.